Il latte è un patrimonio tutto veneto, con concentrazioni di volumi e qualità altissimi in alcune zone del Vicentino, del Bassanese e dell'altopiano dei 7 comuni. Ma se il latte veneto è uno scrigno prezioso anche per l'economia, il latte crudo è la gemma della corona, il miglior latte che c'è, per farla breve. Il miglior prodotto che possiamo avere, no? Conserva in sé tutte quelle dinamiche organolettiche sul latte che fanno sì di avere l'eccellenza più di qualsiasi altro tipo di formaggio. L'Associazione degli allevatori veneti ha portato il tema all'attenzione dei gestori delle malghe dell'altopiano, dove le ricadute di un eventuale giro di vite sul latte crudo potrebbero essere molto gravi. Ci fa sicuramente un po' paura, dal mio punto di vista è anche un po' enfatizzato dai media e da quanto si parla. I casi che hanno avuto delle problematiche a livello nazionale sono pochi, però comunque con ciò non dobbiamo abbassare la guardia, noi dobbiamo lavorare per migliorarci. Molte malghe sono senza acqua e corrente elettrica, sempre più indispensabili per garantire gli standard sanitari anche durante la stagione dell'alpeggio. Eppure i trattamenti termici del latte diventano complicati in queste situazioni. Il rischio concreto è che si perdano delle fette importanti di produzione casearia e al contempo che la tradizione delle malghe perda i pezzi, lasciando il territorio incolto e inselvatichito. Qua ci scontriamo un po' con quello che troviamo oggettivamente sulle malghe, perché abbiamo pochissime malghe che hanno acqua e energia per poter mantenere questi altissimi standard di pulizia. Quindi l'invito qua è alla politica e a chi governa, sicuramente servono degli investimenti per adeguare queste malghe. Da parte sua, l'ARAV fa centinaia di migliaia di controlli sul latte per garantire ai consumatori la qualità dei prodotti degli allevatori del Veneto. Noi abbiamo un laboratorio con cui facciamo oltre 800.000 analisi l'anno sul latte e la tecnologia possa implementare queste dinamiche per cui di fronte al consumatore dimostriamo che con analisi di laboratorio il latte è sano e sicuro e i formaggi sono altrettanto sani e sicuri.